tutta la mia squadra, la società, ovviamente lo faccio anche per loro, quindi sì, vi faccio io 200 metri, però ovviamente sono tutta dietro, quindi un grande onore anche perché sono nata e cresciuta a Cagliari e farlo qua è bellissimo. Grazie Giulia. Adesso chiederei la parola all'illustratrice per anche il saluto per racconto dei lavori che hai fatto, che è Alice Rogeri. Buongiorno a tutti, grazie per aver reso possibile la vostra spettacolatina, non solo per questa giornata importante di festeggiamento per l'arrivo della Olimpica, ma anche perché stiamo aspettando con impazienza le Olimpiadi Cortina del 2026. È un appuntamento unico, importante, che ci permette di vedere con occhi diversi gli sport invernali, anche perché ci permette di riappropriarci, di vedere un patrimonio che ci appartiene e appartiene alla nostra identità. Io come illustratrice propongo una mostra di 21 opere che prende un arco temporale che va dagli anni 30 agli anni 80 e sono delle opere che riproducono delle cose anche plastiche, sì, che fanno riferimento a vere cartoline molto documentate dell'epoca. In realtà c'è ancora qualche dettaglio organizzativo, perché noi ci siamo curati ovviamente di questi ultimi 200 metri che verranno come dire, compiute dalle nostre tedofore. C'è un percorso precedente che però è curato direttamente dal CONI con altri tedofori in rappresentanza di altre realtà sportive delle quali però non siamo informati. Certamente il percorso è più ampio. Ma siamo da queste due che sono 43 anni aspettando un'organizzazione comune di ultimi di breve, sono quelli per 6.200 km, quindi saranno altre 40 persone. Cioè, non sappiamo se ci sarà parallelamente un'altra informativa che verrà data relativamente alla parte del percorso non curata. Sì, però non è passato ufficiale della tappa, però c'è stato anche qua, c'è anche passato